Sicilia prima per contagio ed ultima per servizi. Il deputato Michele Catanzaro sottolinea gravi carenze anche al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Domani gli elettori sono chiamati ai seggi per il referendum sulla giustizia e 12 comuni dell'Agrigentino andranno ai seggi per eleggere sindaco e consiglio comunale. Dalla regione via libera ai lavori di ripascimento di Cattolica Eraclea, nessun pericolo per le tartarughe. Sarà una domenica al cardiopalma per i tifosi agrigentini. Le due squadre biancazzurre giocano l'andata della finalissima. Acragas e Fortitudo puntano ad avanzare di categoria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di sanità. Il deputato regionale del PD Michele Catanzaro sottolinea la Sicilia è prima per contagi e ultima per servizi agli utenti. Critica la situazione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Forte presa di posizione dell'onorevole Catanzaro del Partito Democratico, la Sicilia prima per contagi, ultima per servizi agli utenti, ennesima perla negativa dell'onorevole Musumeci di Razza. Sempre critica per l'onorevole Catanzaro del Partito Democratico la situazione dell'assistenza sanitaria nella nostra provincia. Dopo la richiesta di misure straordinarie in favore del presidio ospedaliero di Sciacca, dove 2 reparti sono praticamente senza più medici e altri in evidente sofferenza, il parlamentare regionale del Partito Democratico di Sciacca, onorevole Michele Catanzaro, ha predisposto un'interrogazione urgente per segnalare un forte disagio grave che si vive nell'area di emergenza dell'ospedale di Agrigento. Per il parlamentare saccense del PD anche al San Giovanni di Dio c'è una cronica carenza di organico medico in pronto soccorso, dove pochi dirigenti sono costretti ad affrontare un esorbitante carico di lavoro e una turnazione del personale che non consente la regolare fruizione dei turni di riposo e delle ferie, tale da determinare uno stress, stanchezza, perdita di lucidità e di capacità valutative, il tutto con la previsione di un aumento degli accessi come avviene in ogni stagione estiva. Così continua Catanzaro in aumento in ospedale al collasso. Questo è il desolante quadro della situazione sanitaria in Sicilia, con la situazione della provincia di Agrigento che è la punta dell'iceberg di una gestione purtroppo mortificante per Catanzaro da parte del governo regionale. Musumeci e Razza, continua Catanzaro, hanno dimenticato che la salute pubblica è un bene comune, che occorre dare alle ASP le risorse adeguate per superare le situazioni di criticità, che bisogna tenere conto delle reali esigenze di ogni struttura, che viene tenuta in piedi con i sacrifici e gli impegni quotidiani dei suoi dipendenti, che occorrono misure straordinarie per superare situazioni di emergenza straordinaria. Oggi, conclude il parlamentare Catanzaro del PD, ci ritroviamo davanti al desolante spettacolo con cui il governo Musumeci cerca solo di incrementare il proprio bacino elettorale e utilizzare la salute come uno strumento di propaganda elettorale, mentre gli ospedali sono al collasso e gli operatori sanitari sono impotenti e impossibilitati nel dare risposte ai cittadini. Covid, il report del commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia segnala ricoveri in aumento e vaccini ai minimi storici. Vediamo. Il secondo appuntamento di giugno ci vede un po' a ripetere sempre le stesse cose, quindi noi non lo faremo. Per quanto riguarda la condizione del Covid, abbiamo 12 persone ricoverate in medicina a Ribera e 4 persone in terapia intensiva, quindi la terapia intensiva è cresciuta rispetto a settimana scorsa, ma sono cresciuti anche i posti di medicina, quindi abbiamo 7 persone totali in più rispetto a settimana scorsa. Questa è dimostrazione che, come abbiamo sempre detto, la pandemia continua a stare fra noi, ma non lo ripeto più perché poi so che non mi sopportate e divento noioso. Vi dico però che abbiamo raggiunto il minimo storico per quanto riguarda i vaccini, che siamo arrivati poco più di 300 in una settimana, quindi pazienza, bisogna rendersi conto che la gente in questo momento sta pensando solo alle vacanze. Non penso che sarebbe brutto pensare alle vacanze e pensare a tutelare la propria salute proprio nel momento in cui si sta, per forza di cose, ovviamente un po' più assieme con gli altri, quindi magari prevenire
eventuali contagi non sarebbe male, o eventuali complicazioni di contagi non sarebbe male. Noi lo ripeteremo sempre, seppur in maniera soft e abbastanza veloce, però questi sono i dati e vedete anche sulle terze e quarte dosi. Vi ricordo sempre che la vaccinazione completa ci protegge da quelle complicazioni, ma voi ormai lo sapete molto meglio di me. Però passiamo anche ad altro, perché è importante capire che adesso ci stiamo anche occupando di cose, come avete visto nelle settimane scorse. L'azienda inizia a pensare anche un po' a come organizzarsi, a dare servizi nuovi, a occuparsi di prevenzione. Però questa settimana vi dico semplicemente una cosa, perché ho visto che ci sono state parecchie sollecitazioni, qualcuno li definisce attacchi, però non penso che stiamo facendo guerra nell'uno, né noi agli altri, né noi agli altri, gli altri a noi. Sono state sollecitazioni da parte di chi ci fa notare che abbiamo parecchi ospedali con personale in meno. Vorrei dirvi che questa cosa non solo la sappiamo, ovviamente non ci vuole molto a saperla, ma già 2 mesi fa abbiamo fatto delle delibere proprio per mettere a concorso tutti questi posti. Voi sapete che alcuni primari sono stati già banditi e i concorsi, e alcuni sono stati già arruolati. Sono già iniziati i concorsi di dirigenti medici, per esempio abbiamo avuto questo lunedì 12, il concorso per 12 cardiologi, e penso che sia andato abbastanza bene. Già il fatto che ci sono i medici per me è una cosa positiva, poi chiunque si siano, quelli ovviamente il lavoro della commissione, ci auguriamo sempre che vengano i migliori, ma questo ce lo auguriamo tutti, lo sappiamo bene. Quello che mi auguro io è che ci siano i medici da venire. Però a scanso di equivoci, anche per far capire alle persone che dice manca l'ortopedia, l'urologia di Sciacca, di Agrigento, a Licata abbiamo visto la commissione, la stessa commissione ha fatto un sopralluogo un bel po' di mesi fa, sia a Licata che a Canicattì. Allora, la questione dei medici ovviamente non solo nella nostra ASP è una questione purtroppo abbastanza drammatica, in alcuni posti abbastanza drammatica. Per quanto riguarda alcune specialità, voi avete visto che l'ASP ragiona in maniera unitaria, da Sciacca vanno a Licato, ad Agrigento, da Agrigento vanno a Licato, a Sciacca, cioè bisogna ragionare come azienda sanitaria. Però noi, vi dicevo, già il 20 aprile abbiamo fatto una delibera per la copertura di dirigenti medici di varie specialità: dermatologia, apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, ematologia, geriatria, chirurgia e accettazione urgenza, pediatria, reumatologia, psichiatria, chirurgia plastica, oftalmologia, ortopedia, otorino, anatomia patologica, anestesia e rianimazione, neuroradiologia, e potrei continuare, ma anche per quanto riguarda alcune specialità non mediche, perché abbiamo pensato pure di fare il concorso per gli psicologi, per disciplina di fisica sanitaria, per il chimico, per la medicina trasfusionale, per la patologia clinica, per la farmacia, per i veterinari. Quindi noi adesso accelereremo, faremo tutto quello che possiamo, però almeno facciamolo sapere alle persone, che non capisco anche le sollecitazioni, però non siamo con le mani nelle mani, e soprattutto sappiamo, ma lo sa anche chi ci sollecita, che in questo momento il problema di reperimento medici è un problema nazionale. Noi ovviamente questa volta stiamo parlando di concorsi a tempo indeterminato per tutte queste branche, e quindi sicuramente potremo avere un appeal più importante nei confronti dei colleghi che vorranno venire a lavorare. Nel frattempo tanti si stanno ritirando da esperienze lavorative fatte all'estero, scusatemi, fuori regione, per cui abbiamo condiviso e continueremo a condividere quelle graduatorie di persone che lavorano da noi ma hanno vinto fuori per non farle andare. Nel frattempo la mobilità e tutte quelle altre cose che vanno fatte per far rientrare, come dicevo, le persone che sono fuori. Noi ce la stiamo mettendo tutto, ovviamente non possiamo trincerarci dietro il fatto che non ci sono medici, lo diciamo solo perché dobbiamo essere coscienti che lo sappiamo tutti, compreso noi, che non ci sono medici. Allora chiediamo ai nostri medici, ai nostri sanitari di
ragionare in un'ottica di azienda e quindi fare in modo che l'azienda è unica e quindi sopperire ove ci sono carenze alle carenze di altri ospedali, però li rassicuriamo sul fatto che non stiamo solo facendo in modo che lavorino loro e noi non facciamo nulla. Man mano che si completeranno le commissioni provvederemo a concludere questi e ad assumere tutte queste persone che ci sono. Elezioni comunali e referendum giustizia, come si esprimono le preferenze, la guida al voto. Vediamo. Sono 120 comuni siciliani che domani, domenica 12 giugno, voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti solamente domani, domenica, dalle 7 alle 23. La popolazione coinvolta è di 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione dei consigli circoscrizionali, 657.561 a Palermo e 243.262 a Messina. In 107 centri fino a 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario in 13, nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno prossimo con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747. Nella sola città di Messina si voterà anche per il referendum sull'istituzione del nuovo comune Montemare, formato da 12 villaggi della fascia collinare costiera tirrenica del capoluogo. L'elettore, sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale, può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile ed una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco, a essa collegato, e non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento, prevista anche la possibilità del voto disgiunto che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Sul sito istituzionale della Regione www.elezioni.regione.sicilia.it saranno pubblicate 3 rilevazioni dalle 12.30, 19.30 e 23.30 sull'affluenza degli elettori alle urne, con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a lunedì 13 giugno a partire dalle ore 14. La precedenza verrà data alle elezioni comunali, poi a quelle circoscrizionali, solo per Palermo e Messina, e infine al referendum per l'istituzione di un nuovo comune a Messina. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi alle prefetture territorialmente competenti al Dipartimento regionale delle autonomie locali, saranno immessi sul sistema IDEC realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'economia e della società Sicilia Digitale, elaborati dal programma e pubblicati in tempo assolutamente reale. Alle urne anche altri grossi centri come Palma di Montechiaro e Sciacca nell'Agrigentino, Niscemi in provincia di Caltanissetta, Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia nel Catanese, Pozzallo e Scicli in provincia di Ragusa, Avola nella Siracusano, Erice in provincia di Trapani, ma nella fattispecie vogliamo annoverare i 28 comuni del Palermitano e 2 del Trapanese, ove i cittadini domani si recheranno al voto: Palermo, Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Chiusa Sclafani, Ciminna, Ficarazzi, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzoiuso, Palermo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirrello, Santa Flavia, Trappeto e Valle d'Olmo, e ancora per Trapani, Erice e Petrosino.
I giudici della Corte d'Assise di Agrigento, accogliendo l'istanza dell'avvocato Salvatore Pennica, hanno disposto la scarcerazione di Giuseppe Barba, 66 anni, di Favara, accusato dell'omicidio del genero Salvatore Lupo, ex presidente del Consiglio Comunale, ucciso all'interno di un bar a colpi di pistola nel giorno di Ferragosto. Lupo sarebbe incompatibile con la detenzione carceraria a causa di alcune patologie e così finisce ai domiciliari. Il sostituto procuratore Chiara Bisso aveva espresso parere contrario al provvedimento e intanto l'apertura del processo slitta al prossimo 1 luglio poiché il presidente della Corte d'Assise risulta essere incompatibile avendo effettuato attività durante la fase preliminare di indagine. Il movente dell'omicidio dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricondurre a dissidi economici fra Barba e l'ex genero, che aveva pessimi rapporti con l'ex moglie, scanditi da denunce per stalking e aggressioni. Barba sarebbe stato tradito dalle immagini di un filmato estratto dalle telecamere della videosorveglianza che immortala la sua Fiat Panda mentre effettua un tragitto nella direzione della via 4 novembre dove è stato commesso l'omicidio nel tardo pomeriggio del 15 agosto. Sono state trovate tracce di polvere da sparo che avrebbero confermato i sospetti, tanto da far scattare il fermo. Dalla Regione via libera ai lavori sul litorale di Cattolica Eraclea, nessun pericolo per le tartarughe. Arturo Cantella. Finalmente il via libera con effetto immediato ai lavori di ripascimento artificiale del litorale di Cattolica Eraclea. Nell'Agrigentino lo ha stabilito il decreto che ha firmato l'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro su richiesta avviata dal comune di Cattolica Eraclea, a seguito del sopralluogo sul litorale eseguito dai tecnici dell'assessorato e dai responsabili della riserva, che ha scongiurato un pericolo per la nidificazione della tartaruga marina caretta per la prossima stagione. I tecnici infatti dell'assessorato al territorio, insieme ad Alessandro Salemi, responsabile della riserva naturale orientata Torre Salsa, gestita dal WWF, hanno effettuato un sopralluogo sul litorale per verificarne le condizioni. La nidificazione delle tartarughe marine nella prossima stagione non è a rischio, dice l'assessore Totò Cordaro. Abbiamo così autorizzato l'avvio dei lavori di ripascimento del litorale solo dopo il parere dell'ente gestore della riserva, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste a tutela del fenomeno particolarmente sentito qual è la nidificazione delle tartarughe in questo tratto di costa a cui la Regione presta sempre una particolare attenzione. I lavori, conclude Cordaro, si concluderanno entro maggio dell'anno prossimo in modo da non compromettere la nidificazione della tartaruga caretta per la stagione successiva. La scorsa notte a Catania un incendio ha distrutto un campo rom vicino ad un impianto di distribuzione carburanti. Nessun ferito. I dettagli nel servizio. Caposquadra, questo è il terzo turno che interviene stamattina. La terza squadra che interviene su questo intervento, perché già è scoppiato stanotte l'incendio e quindi i colleghi stamattina hanno ricevuto il cambio e ora noi stiamo dando il cambio a quelli che sono stati stanotte qua a lavorare. 3 autobotti, una cisterna. Una autocisterna da 25.000 litri e tanto autoprotettore perché l'aria è irrespirabile. Ecco, ci diceva che chi era presente in questo campo nomadi è scappato, no? Si sono dati tutti alla fuga. Sempre che si siano allontanati autonomamente e non ci dovrebbero essere né ferite né intossicate. Queste sono le notizie al momento. Da che cosa potrebbe essere partito questo incendio? Al momento non abbiamo la certezza di dove sia scaturito l'incendio e quindi dobbiamo verificare dopo e vedere da dove è partito l'incendio. Visto che su Catania molti roghi partono anche dai cumuli di immondizia che si trovano per le strade. In questo momento che sta vivendo la città anche penso che sia anche questa una causa che scaturisce questi incendi. Partono dalla spazzatura e poi coinvolgono anche altre situazioni, macchine vicino e quant'altro. Qui all'altezza del Civico 14 in via San Giuseppe all'Arena è andato tutto distrutto. Sì, al momento c'è tutto distrutto, tutto quello che c'era dove era abitato tra virgolette da queste persone è tutto distrutto, è andato tutto bruciato.
si segnalano anche quello alla linea elettrica, questa principale. Sì, esatto, perché è stato coinvolto dall'incendio il circuito principale che parte dalla cabina fino a dove siamo in questo momento. Per cui stiamo ripristinando la fornitura attraverso un gruppo elettrogeno che abbiamo posto qua accanto per ripristinare i clienti. La DIA di Agrigento confisca beni ad un imprenditore per oltre 400.000 euro. Era stato arrestato nell'ambito di diverse operazioni antimafia poiché indagato per associazione di tipo mafioso. Arturo Cantella. La direzione investigativa antimafia di Agrigento, su disposizione del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Palermo, ha eseguito la confisca di parte dei beni a carico di un imprenditore originario del Palermitano, attivo nel settore dell'edilizia e dell'agricoltura. L'imprenditore era stato arrestato nell'ambito di diverse operazioni antimafia in quanto indagato per associazione di tipo mafioso. Le mirate attività investigative hanno dimostrato l'elevato grado di partecipazione raggiunto dallo stesso imprenditore in seno alla malavita organizzata e condannato a 8 anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. L'attività di indagine economico-finanziaria è stata espletata dagli investigatori della DIA, ha consentito di appurare come il soggetto era riuscito nel tempo a incrementare il suo patrimonio attraverso il reimpiego di profitti illeciti provenienti dai fatti di reato di matrice mafiosa, per i quali lo stesso era stato condannato. L'attività è culminata dapprima in un provvedimento di sequestro, poi nel successivo provvedimento di confisca. L'attuale provvedimento scaturisce dal decreto della Corte di Appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, che in parte ha riformulato il precedente decreto, e dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, disponendo nei confronti dello stesso la confisca definitiva di 15 immobili tra terreni fabbricati per un controvalore di oltre 400 milioni di euro. Un imprenditore 47enne agrigentino è stato denunciato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per alcune irregolarità riscontrate in un cantiere edile del Viale della Vittoria e per la presenza di un lavoratore in nero. Si tratta di un cantiere che riguarda la ristrutturazione di un edificio al Viale della Vittoria. Tra le contestazioni l'aver omesso la consegna dei dispositivi di protezione, non aver installato i servizi igienici e anche la presenza di un lavoratore sui 4 presenti non in regola. Dopo l'accertamento i carabinieri hanno sanzionato l'impresa per un importo complessivo di circa 19.000 euro. Si è svolta ieri a Cammarata l'iniziativa Il sorriso è servito, promossa dall'associazione Onlus L'Arca. L'evento ha visto protagonisti i ragazzi con disabilità che durante una cena di solidarietà per sostenere le attività dell'associazione si sono occupati del servizio ai tavoli ed hanno intrattenuto i partecipanti con canti, balli e recite. Vediamo. Si è svolta a Cammarata l'iniziativa Il sorriso è servito, promosso dall'associazione Onlus L'Arca. L'evento ha visto protagonisti ragazzi con disabilità che durante una cena di solidarietà per sostenere le attività dell'associazione si sono occupati del servizio ai tavoli e hanno intrattenuto i partecipanti con canti, balli e recite. Siamo arrivati alla seconda edizione del Sorriso è Servito, un evento che abbiamo organizzato per la prima volta prima della pandemia. Questi nostri ragazzi dell'Arca sono coinvolti nel servizio ai tavoli. È una serata emozionante perché c'è stata veramente un'adesione massiccia di persone. È presente con noi la Confi Cooperativa di Agrigento, l'onorevole Margherita Ruvolo, i rappresentanti dei comuni Cammarata e San Giovanni e poi amici e familiari. È una serata molto importante per i ragazzi perché si sentono veramente protagonisti.
loro serviranno ai tavoli e non stanno proprio nella pelle per iniziare questo percorso. La nostra è un'associazione che è da 19 anni sul territorio e ci occupiamo appunto dei ragazzi dopo che finiscono il percorso scolastico, quindi non hanno tante occasioni di svago, facciamo pure sport e teatro. Questo è un evento che si inserisce nella progettazione delle attività. 3 anni fa abbiamo fondato pure una cooperativa sociale, Santa Maria di Gesù, dove noi speriamo di appunto inserire a livello lavorativo questi ragazzi in un prossimo futuro. Ritengo importante essere qui questa sera, partecipare a quella che è l'iniziativa che ogni anno i ragazzi dell'Arca organizzano nel promuovere una serata di beneficenza dove loro stessi si mettono a servire e ai tavoli fanno un'attività encomiabile. Dico che l'Arca svolge un ruolo fondamentale, oggi molti di quei progetti che avevamo anche pensato insieme 5 anni fa cominciano a trovare realizzazione. Il progetto successivo sarà quello del centro diurno e dobbiamo lavorare tutti insieme in sinergia, istituzioni locali, regionali, associazioni, famiglie per il bene di questi ragazzi e perché questo sogno possa diventare anch'esso una realtà. A Favara, in via Aldomoro, incuranti dell'essere giorno, poco dopo le 10 ignoti ladri hanno forzato l'ingresso di un appartamento al 4º piano di un palazzo, peraltro molto trafficato, in via Aldomoro. Approfittando della temporanea assenza dei proprietari, una coppia, probabilmente monitorata dai ladri. È scattato l'allarme, il proprietario ha ricevuto la segnalazione al telefonino e circa 6 minuti dopo è rientrato in casa e così anche i carabinieri sono arrivati sul posto. I ladri però si sono dileguati in tempo dopo aver arraffato 500 euro in contanti e diversi oggetti in oro. Le indagini sono in corso. In Sicilia più NEET che lavoratori, tantissimi giovani non vogliono fare nulla, non studiano e non lavorano. I dettagli nel servizio. Aumentano vertiginosamente i NEET, cioè i giovani che non studiano, non hanno lavoro e non lo cercano. Calano i laureati, si incrementa la dispersione scolastica e la Sicilia così si allontana ancor di più dall'Europa. La sonora bocciatura arriva direttamente dalle istituzioni continentali, secondo la banca dei dati della Commissione europea a proposito dei giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni che sono fuori dal circuito di istruzione e formazione e non lavorano. La Sicilia nel 2021 è la regione europea messa peggio in assoluto, con il 30,2%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2020, l'isola ha il poco invidiabile primato d'Europa, mentre a livello continentale il dato si assottiglia un po' e si colloca al 10,8%, con quasi 20 punti percentuali di distacco dalla media continentale. Dopo un temporaneo riavvicinamento, la Sicilia torna così ad allontanarsi dalla media europea. La statistica non sorride alla Sicilia neppure quando si scorrono i dati dei laureati, sempre risalenti al 2021. A fronte del 41,6% di giovani laureati in ambito europeo, mezzo punto in più rispetto ai 12 mesi precedenti, l'isola fa un passo indietro. Dal 18,6% di laureati nella fascia d'età compresa fra i 30 e i 34 anni del 2020 arretra al 17,8% dello scorso anno, retrocedendo al quart'ultimo posto solo davanti a 3 regioni della Romania. È il terzo anno consecutivo che il dato siciliano dei giovani laureati presenta il segno rosso rispetto all'anno precedente, l'obiettivo fissato per l'Unione Europea per il 2030. Il 45% rispetto alla popolazione della stessa fascia d'età è molto lontano, quasi irraggiungibile, mentre già un quarto delle regioni europee ha raggiunto o superato l'obiettivo prefissato. A completare la disfatta siciliana anche il dato della cosiddetta dispersione scolastica, conteggiata come percentuale di giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni fermi al più al diploma di terza media. In questo caso il balzo in avanti è consistente, dal 19,4% del 2020 si passa al 21,2% dell'anno successivo, quasi 2 punti in più che, come per gli altri dati, potrebbero essere determinati dalla crisi derivante dalla pandemia da coronavirus e dalla cronica situazione di impoverimento economico che nel corso degli anni ha portato sempre più ragazzi ad abbandonare gli studi e le famiglie siciliane a trasferirsi così in altre regioni italiane in cerca di lavoro.
30 giovani provenienti da Firenze al Castello Chiaramonte di Naro, inaugurata la mostra degli affreschi, è il primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione urbana. Vediamo. Il distretto turistico Valle dei Templi è particolarmente orgoglioso di essere partner del Comune di Naro in questo progetto importantissimo di recupero e valorizzazione di opere d'arte che verranno collocate appunto nel centro di Naro per un'operazione di riqualificazione che ha un valore culturale molto importante, ma che può avere dei risvolti turistici anche molto significativi. Oggi siamo qui in occasione di questa presentazione, abbiamo visto le opere che sono veramente stupende, non poteva essere diversamente, dato che venivano appunto dall'Accademia delle Belle Arti di Firenze, con tutta la storia che questo rappresenta. Io l'invito che desidero rivolgere a tutti i miei concittadini, ma anche a tutti i turisti che sono in visita nel nostro territorio, è quello di venire a Naro, venire a vedere queste opere qui al Castello Chiaramontano, che è bellissimo, veramente da riscoprire, e venire a riscoprire una cittadina che ha una grandissima tradizione nella cultura, nella bellezza e nell'accoglienza. La mostra veramente aveva tutta un'altra finalità, perché nella fase della definizione della convenzione col Comune di Naro, la nostra sindaca, e col parere favorevole del Presidente e del Direttore, questi affreschi erano destinati a essere collocati per le vie del centro di Naro. Praticamente erano stati donati al Comune. Gli affreschi sono, una parte delle opere che ho recuperato durante i miei 20 anni di corso d'affresco. Quindi tutti gli anni che iniziavo un nuovo corso ero costretto a demolirli perché non c'era spazio per farne altri. Quindi con la tecnica dello strappo li ho strappati e archiviati. Fino a che non è arrivato il giorno di questa occasione e hanno ripreso vita, cioè da affreschi strappati quasi invisibili, perché per fare uno strappo c'è un rivestimento di tela e colla, fino a che ora sono di nuovo fruibili e messi tutti insieme. Per me ogni dipinto è il volto di uno studente con una propria storia, e quello che ci ha messo per arrivare a certi risultati, quindi c'è anche un discorso. Il professore congiunto della nostra provincia di Agrigento mi manifestava questa volontà, a me piacerebbe fare qualcosa per la mia terra. Ovviamente da lì a invitarlo a venire a Naro il passo è stato velocissimo. Abbiamo subito, grazie anche alla disponibilità del Presidente e del Direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, che ha subito accolto l'invito fatto dal professore Vinciguerra, abbiamo stipulato una convenzione che vedrà questi ragazzi dell'Accademia, tra l'altro con ragazzi in rappresentanza di varie parti del mondo. Abbiamo poi una coppia di cinesi, albanesi, del Perù, italiani del centro-nord. Staranno per noi, già sono qui dal 20 di marzo, staranno ancora per alcuni mesi, credo 6-7 mesi, e ovviamente lasceranno il segno del loro passaggio. Ecco perché a volte, io devo dire, a volte mi arrabbio quando non si comprende questa cosa. Per noi, ma per noi tutti, è un onore averli qui. È un onore sapere il lavoro, conoscere il lavoro che stanno facendo, quello che faranno, quello che realizzeranno e quello che lasceranno qui a Naro. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 25 dipendenti del Comune di Montevago hanno firmato il nuovo contratto di lavoro che prevede un aumento delle ore, una giornata storica che segue quella di 3 anni fa, in cui hanno invece firmato il contratto indeterminato dopo 30 anni di precariato. Vediamo. 25 dipendenti del Comune di Montevago hanno firmato il nuovo contratto di lavoro che prevede un aumento delle ore lavorative in seguito alla stabilizzazione avvenuta circa 3 anni fa. Dopo più di 30 anni di precariato per 11 dipendenti è arrivato finalmente all'aumento delle ore lavorative da 24 a 30, mentre altri 14 sono passati da 18 ore a 24 ore.
Grazie a Casse Sane del Comune abbiamo, a distanza di 3 anni, perché ricordo che la stabilizzazione è avvenuta a dicembre del 2018, siamo a metà del 2022, quindi è da almeno 6 mesi che noi siamo pronti per poter fare l'adeguamento, diciamo così, del contratto di lavoro sempre a tempo indeterminato, portando le figure che avevano 18 ore a 24 ore settimanali, quindi non ci sarà più una figura all'interno di questo comune con meno di 24 ore, e poi per un gruppo di persone che avevano 24 ore e che sono in alcuni servizi cosiddetti indispensabili, mi riferisco per esempio all'ufficio tecnico, ogni area ha avuto, diciamo così, un numero di persone che da 24 sono andate a 30 ore. Oggi si firma questo contratto, credo che sia una delle note più belle in termini di risposte al personale comunale che è indispensabile, formato, gente che da anni lavora all'interno di un ente, che ha avuto e ha maturato una propria esperienza. Ovviamente l'impegno è quello di continuare su questa linea, avere le risorse economiche per maggiori adeguamenti. Questa oggi rappresenta una giornata storica e quindi mi auguro che i dipendenti comunali siano soddisfatti e contenti. Insomma, l'amministrazione tutta lo è, perché ha fatto degli sforzi che oggi danno i primi frutti. Insomma. Oggi finalmente andiamo quasi a chiudere quel puzzle iniziato nel 1990, che è continuato negli anni. C'è molta soddisfazione tra tutti noi impiegati, perché trasformare i contratti da 18 a 24 e da 24 a 30 ore significa avere un futuro migliore. Quindi ringraziamo tutte le amministrazioni che si sono succedute, che hanno fatto questi passi e ci hanno portato avanti per la nostra stabilizzazione, e questa amministrazione attuale che ci ha permesso di elevare questo orario lavorativo, di passare da 18 a 24 e qui da 24 a 30 ore. A Siculiana è stata inaugurata la panchina all'incontrario, ovvero una panchina rotta come monito perpetuo a quello che non va mai fatto. Vediamo. Inaugurato a Siculiana il monumento all'incontrario, un'iniziativa del primo cittadino della città degli sposi, Giuseppe Zambito. Una panchina devastata è stata infatti trasformata in un monumento, un gesto di impatto visivo che dà risalto a qualcosa che è stato fatto a pezzi dalla forte valenza simbolica che mostra invece di nascondere. La panchina rotta per Zambito rappresenta un racconto sul degrado causato dalla mancanza di rispetto verso la collettività. All'inaugurazione erano presenti, oltre il comandante della caserma dei Carabinieri Fabio Natale, l'arciprete Don Giuseppe Carbone e la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Siculiana, Gabriella Fazzi. Qualche tempo fa, una mattina arrivando in piazza, mi sono accorto di una panchina fortemente danneggiata. Il primo istinto degli amministratori chiaramente è stato quello di dire vabbè, adesso la sostituiamo, e insomma, anche se ero arrabbiato, però pensavo fosse la cosa migliore da fare, quella più giusta. Poi riflettendoci invece ho deciso di, come dire, esaltare questo gesto in modo provocatorio, e quindi è nata l'idea di un monumento all'incontrario perché i monumenti celebrano delle cose positive, delle persone che hanno fatto tanto, degli atti di eroismo. Qui invece è un monumento proprio all'incontrario, perché celebra la sconfitta dell'umanità, celebra l'inciviltà, ma deve stare qui come monito per tutti quanti, per quanti non rispettano i beni comuni. E quindi sono contento che oggi, insieme a tante persone, soprattutto agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Siculiana, abbiamo in qualche modo riflettuto, perché questa panchina serve a riflettere su quello che è il bene comune, di come va salvaguardato. Ha un valore molto alto, perché serve ad indicare davvero che cosa sia la bellezza e il contrario della bellezza. Serve ad indicare ai ragazzi qual è la giusta strada da prendere, non distruggere ma costruire. Serve ad indicare ai ragazzi quali sono le vere regole della civiltà da rispettare. Oggi 11 giugno è l'anniversario della morte di Enrico Berlinguer, politico italiano tra le figure più influenti e iconiche della cosiddetta Prima Repubblica. Enzo Di Natali. Professore Di Natali, un ricordo, una sua riflessione sulla morte di Enrico Berlinguer, di cui oggi ne ricorre appunto l'anniversario. Sono trascorsi tanti anni dalla morte di Enrico Berlinguer, tuttavia il suo ricordo è vivo.
È vivo perché Enrico Berlinguer è stato un grande politico italiano, ognuno può avere le proprie idee, questo mi sembra un fatto normale, e avendo le sue idee Enrico Berlinguer è stato un grande politico italiano. È stato un grande politico perché lui ha capito il pensiero di Antonio Gramsci. Per capire la politica di Enrico Berlinguer bisogna avere presente Antonio Gramsci, che da Enrico Berlinguer fu rivalutato, fu realizzato, fu proposto. Perché? Perché Gramsci capì che l'Italia, i comunisti italiani, se volevano un futuro, se volevano guardare al governo, dovevano capire che l'Italia è un paese in cui il cattolicesimo era fortemente presente ed anche organizzato. Per cui, forte di questa cultura gramsciana, Enrico Berlinguer incomincia a distaccarsi da quella posizione che poteva essere massimalista, che era presente nel PC fino a Togliatti. E Berlinguer incomincia ad aprire un dialogo più aperto con la società, col mondo cattolico, e cerca di dialogare col mondo cattolico anche su temi così complessi, difficili e delicati come il divorzio o l'interruzione della gravidanza. Enrico Berlinguer studia una nuova via al socialismo, diversa da quella sovietica, diversa da quella della socialdemocrazia, che secondo lui non aveva dato quei buoni risultati che si era auspicato. Questa posizione culturale ideologica di Enrico Berlinguer consentirà in Italia, ad esempio, la formazione di quel fenomeno politico-culturale che fu definito catto comunista. Questo fenomeno, questa apertura dei cattolici verso il PC e del PC verso il mondo cattolico, anche ebbe una risonanza, un riflesso nella provincia di Agrigento, e qui abbiamo avuto dei fenomeni dei cattocomunisti o dei cattolici che si sono aperti al Partito Comunista. Un altro aspetto ultimo che mi sembra doveroso ricordando Enrico Berlinguer non considerava colui che la pensava in modo diverso come un nemico ma un avversario, e questo consentirà a Berlinguer di intrattenere un nuovo rapporto con la Democrazia Cristiana e anche con gli altri avversari politici, tanto che quando morirà Enrico Berlinguer, un suo avversario politico come Giorgio Almirante ritenne opportuno recarsi in via delle Botteghe Oscure a dare l'omaggio alla salma di Enrico Berlinguer. Barcellona Pozzo di Gotto commemora il sacrificio del maggiore Giuseppe La Rosa e del sottocapo della Marina Militare Pasquale Simone Neri. Il primo è morto in Afghanistan nel tentativo di difendere la sua squadra, il secondo è morto durante un'alluvione, ma dopo aver salvato 8 persone. Vediamo. La comunità di Barcellona tutta, l'amministrazione comunale e il Presidente del Consiglio e rappresentanza del Consiglio Comunale tutto stamattina rendono omaggio a sottocapo della Marina Militare Simone Pasquale Neri, che con un gesto eroico nella giornata dell'1 ottobre 2009 perdeva la vita per prodigarsi con un gesto eroico a salvare numerose persone.
Gli eroi del nostro tempo, 2 commemorazioni a distanza di pochissimi giorni per 2 eroi di Barcellona che chiaramente la città non dimentica, l'amministrazione non dimentica. È chiaro che persone valorose come il maggiore La Rosa e il sottocapo Simone Pasquale Neri devono essere d'esempio per tutta la comunità barcellonese e non solo. Oggi vogliamo ricordare, così come è stato fatto qualche giorno fa l'8 giugno per il maggiore La Rosa, oggi vogliamo ricordare il sottocapo Simone Pasquale Neri, medaglia d'oro al valore civile, perché con generosità, con gesto eroico e con spirito di sacrificio ha donato la propria vita, ha salvato numerose persone a Giampilieri. Ecco, questo deve essere un segnale, un riconoscimento per le generazioni presenti e per quelle future. Il massimo rappresentante del consesso comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, perché è un messaggio che è rivolto soprattutto ai giovani, a chi verrà in futuro. Qualche giorno fa la commemorazione anche del maggiore La Rosa. Sì, sono stato al cimitero a rendere omaggio al maggiore La Rosa 2 giorni fa, un nostro concittadino, un militare che ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere come umile servitore dello Stato. E oggi commemoriamo anche Pasquale Simone Neri, medaglia d'oro al valor civile, stanchissimo dopo aver salvato 8 persone. Non ha esitato, dopo aver sentito le grida di un bambino, cercare di salvarlo, e qui purtroppo tragicamente ha perso la vita. Calcio, domani domenica alle 17 allo Stadio Seneto di Agrigento, l'andata della finalissima dei playoff di eccellenza Akragas Martina Franca. C'è il servizio di Carmelo Lentini. L'Esseneto colorato di biancazzurro attende il fischio d'inizio della gara più importante della stagione, che può dare un primo input verso la Serie D, ma prima bisogna fare i conti contro una corazzata, il Martina, compagine forte in ogni reparto, che lo scorso 8 maggio ha perso la finale spareggio dell'eccellenza pugliese con il Barletta, a conclusione dei tempi supplementari terminati 4-2 per il team barlettano. Una cocente sconfitta che ha aumentato la voglia dei martinesi di raggiungere per altra strada l'agognata Serie D. Con questi principi l'Akragas e Martina sono pronte a farsi battaglia sul rettangolo di gioco per questa prima di andata, ed è per questo motivo che il trainer biancazzurro Nicolò Terranova ha mantenuto alta per tutta la settimana la concentrazione. Si intravede un po' di luce in fondo al tunnel e le batterie sono cariche al massimo, ma vediamo il cammino parallelo delle 2 contendenti espresso nella regular season. L'Akragas su 30 partite disputate ha racimolato 63 punti, conseguenza di 19 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. Per quanto riguarda i gol fatti sono stati 49, mentre quelli subiti 16, migliore difesa del campionato. Il Martina ha giocato meno partite, esattamente 26, con 61 punti conquistati, frutto di 20 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. I gol sono stati 49, i subiti invece sono stati 21. Migliori marcatori della compagine di Massimo Pizzulli sono stati Gulici con 9, Delgado con 7, ancora 6 Falconeri e Mancialardi con 5. Salteranno la gara per scontare una giornata di squalifica Angelo Strano dell'Akragas e poi Michele Cappellari e Nicolas Leandro Teggio del Martina. Inoltre sono in diffida Aruscia, Cipolla, Ioboa e Tunniz dell'Akragas, Cerutti, Cocozza, Aprile, Cannito invece del Martina Franca. Akragas e Martina Franca, in programma allo Stadio Seneto a partire dalle 17, è stata affidata ad Adam Collier di Gallarate, il quale verrà assistito da Roberto Meraviglia di Pistoia e Simone Giuliano di Siena. Mister, altro giro, altra corsa, si dice in gergo. Una partita più difficile dell'altra. Come la vedi questa con il Martina Franca? Ultime due corse sappiamo che saranno due corse difficili, 2 corse importanti. L'avversario di grande valore, un buon reparto difensivo, un centrocampo dinamico,
un attacco completo, con giocatori che sanno attaccare bene alla profondità e altri che sanno giocare bene sul corto. Quindi è una squadra che conosciamo bene, come sicuramente conosceranno loro noi. È chiaro che ci serve una partita pulita, una partita di grande generosità, una partita di grande sacrificio. Sappiamo che dobbiamo sbagliare il meno possibile, dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle zone di campo che ci concederà l'avversario. Sono sereno come lo sono stato sempre in questa mia avventura all'Agrevs, perché sono giocatori che mi danno serenità. Li ho visti con grande fame, con grande determinazione. Non vogliono deludere e non vogliono deludersi. E siamo qui proprio per cercare di fare l'impresa. Cosa ne pensi del detto le finali non si giocano ma si vincono? Sei d'accordo? Sì, diciamo che in linea di principio è così, però ho detto alla mia squadra di non perdere l'identità che ha avuto in questi mesi. È una squadra che sa giocare la palla, è una squadra che sa correre bene. Non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro valore e le nostre capacità. È chiaro che poi queste partite bisogna vincerle anche giocando male. Rispetto all'Isernia, cosa può cambiare, se cambierà qualcosa? Rispetto all'Isernia mi aspetto che la squadra riesca a capire e percepire meglio le difficoltà della gara e non aspettare i 20 minuti che abbiamo aspettato durante la partita con l'Isernia, perché potrebbe essere devastante per noi. Poi, ripeto, abbiamo visto un po' di immagine degli avversari, conosco qualche giocatore perché sono giocatori che vengono da categorie importanti, però ho detto questo alla mia squadra. Ho detto che in campo non ci va né il curriculum e nemmeno il passato. Il presidente dice che si affrontano due squadre d'eccellenza per il salto di categoria. Ai tifosi quale appello, quale messaggio vuoi lanciare? Domani è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Ai tifosi, cosa dire a questi tifosi? Sono eccezionali, già ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni. Sappiamo che per noi può incidere quanto un giocatore importante. Dobbiamo essere bravi a ottimizzare questa gara di andata, anche se, come abbiamo visto nel precedente turno, ad oggi quello conta poco. Santiago, è la prima volta che ti trovi in una situazione del genere, cioè a dover lottare con due partite per la vittoria del campionato? Sì, in realtà quando sono arrivato qua è il primo campionato che posso giocare completo. Mi trovo in questa situazione, una sfida importante per me e per noi perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo. Sei diventato in poco tempo il beniamino dei tifosi dell'Akragas. Con i tuoi gol hai convinto tutti. Penso che questo è un po' la nostra identità degli argentini, così di lasciare tutto in campo e dimostrare che noi giochiamo con la grinta, con il cuore fuori. Va bene, mi sento uno di qua e adesso speriamo poter continuare così. Domani che gara ti aspetti all'Esseneto? È una finale, le finali si giocano e si vincono, a prescindere sono gare speciali, questa domani non interessa il rivale, non interessa, siamo noi e dobbiamo giocare così perché la finale, a prescindere da come la vuoi giocare tu, se devono vincere. Con il Martina ci sono i tuoi connazionali, mi sembra che ci siano 2 o 3 argentini, li conosci? Sinceramente ho visto un po' di difensore centrale, ma no, non conosco perché noi siamo tanti che veniamo qua all'Italia a giocare e dopo ci troviamo, però sicuro che per la caratteristica che abbiamo tutti noi argentini saranno un duro rivale. Domani che atteggiamento servirà, che Akragas servirà contro il forte Martina Franca? Penso che l'atteggiamento che abbiamo avuto finora e ancora con un po' più di attenzione. Domani sappiamo che inizia una gara di 180 minuti ma che non si può sbagliare manco un minuto, quindi dobbiamo essere attenti sempre, sveglio del minuto 0, provare a vincere qua per poter andare, non dico più rilassati là, sino per poter andare ancora più concentrati là
a portare qua a casa l'obiettivo. Qual è il clima dentro lo spogliatoio? Dentro lo spogliatoio siamo una famiglia, abbiamo potuto fare un clima di famiglia dove giochiamo tutti per un unico obiettivo che è salire con l'Akragas. Speriamo raggiungere questo obiettivo, sono fiducioso che lo possiamo fare per la qualità delle persone che abbiamo, altre la qualità dei giocatori, la qualità delle persone che abbiamo dentro lo spogliatoio. L'ultima domanda, che messaggio vuoi lanciare ai tifosi dell'Akragas? Il messaggio che posso dare penso che non è qua, lo diamo tutte le domeniche in campo. Noi abbiamo fame di salire, perché pensiamo tutti dentro lo spogliatoio che la città merita essere un'altra categoria. Il messaggio non lo facciamo qua, lo facciamo pubblicamente tutti nel campo. Penso che più di quello non se le puoi chiedere anche ai tifosi, perché loro ti fanno la compagnia ovunque e quello è un orgoglio. Basket Serie B, domani domenica 12 giugno i playoff di promozione in A2, appuntamento cruciale per la Fortitudo Agrigento che al Palamoncada di Porta Empedocle alle ore 20 gioca la prima partita della finale contro Rieti Sebastiani. L'allenatore della Fortitudo Michele Catalani afferma: siamo consapevoli di giocare con una grandissima squadra, la favorita di questo campionato che arriva a questa fase nella sua condizione migliore. Noi, prosegue, vogliamo dimostrare le nostre qualità. Mi aspetto una gara fisica da giocatori che sentono questo tipo di sfide. Rieti, una squadra che nel corso della stagione è cresciuta tantissimo, uscendo rafforzata da un momento di stagione difficile e compattandosi nella maniera migliore. Sentiamo la vicinanza dei tifosi, della nostra gente, e questa è una cosa che ci motiva ancora di più. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.